Parlate tifosi napoletani, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Il Napoli è in testa al campionato giocando un gran calcio. Porterete la vostra carica anche all'Italia? Cercheremo di regalare l'entusiasmo del Napoli in azzurro. Queste sono due partite da affrontare nella maniera giusta, anche se più ci si avvicina più aumenta il dispiacere per non essere al mondiale. Sicuramente lo guarderò, facendo il tifo per il bel calcio. Non è che al Napoli si respira lo stesso spirito dell'europeo? Non si è perso quello spirito. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato, ma attraverso il lavoro di un gruppo unito ci stiamo togliendo soddisfazioni. Ma non è finita. Ha pensato che potrebbe essere il capitano dello scudetto dopo Maradona? Sarebbe un sogno. Abbiamo un vantaggio importante, ma ancora ci sono tantissime partite da giocare, non 10. Non ero quello con più presenze o anni, ma è una scelta del mister d'accordo con il gruppo. Per me un orgoglio. Ogni giorno do tutto. La forza del Napoli è il gruppo e non le prime donne come gli anni precedenti? Non sono d'accordo, c'era un gruppo bellissimo senza prime donne anche gli anni scorsi. Quest'anno stiamo prendendo più consapevolezza della nostra forza con i risultati. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.